Olena Leri ha confessato di aver ucciso il convivente Libero Foti. Lo ha fatto telefonicamente dall'Ucraina al PM Frezza e agli investigatori della squadra mobile. L'anziano, trovato morto sul balcone di casa il 2 novembre scorso, avvolto in sacchi neri e coperte, si sarebbe opposto al ritorno in Ucraina della convivente. Per questo lei lo avrebbe ucciso al culmine di una lite, forse per difendersi da un'aggressione di lui, colpendolo in testa con una bottiglia e soffocandolo con un sacchetto nero della spazzatura. Svelato dunque il delitto di Via del Veltro grazie alle indagini della mobile coordinate dalla procura, partite con il macabro ritrovamento del cadavere sul terrazzo al terzo piano dello stabile Ater. Determinante la prima testimonianza. La mattina di sabato 12 ottobre i vicini di casa hanno sentito rumori e grida dall'appartamento di Foti. La polizia ha poi accertato che nella stessa giornata alle 14 Olena Leri è partita dall'aeroporto di Venezia con volo diretto a Kiev. La donna aveva acquistato il biglietto aereo il 25 settembre e aveva fatto la spesa pochi giorni prima del 12 ottobre, acquistando tra l'altro sacchi neri per l'immondizia. La lite sarebbe dunque scoppiata per l'opposizione di Libero Foti alla ferma volontà della donna di tornare al suo paese d'origine per raggiungere la figlia e attendere con lei il decorso della grave malattia che aveva da tempo. Raggiunta al telefono, Olena Leri ha spiegato di aver ucciso il suo compagno per respingere i suoi tentativi di colpirla con un coltello proprio attorno alle 5 del mattino del 12 ottobre. Dopo averlo colpito in testa con una bottiglia, lo ha soffocato, ne ha chiuso il corpo in alcuni sacchi neri e dopo averlo avvolto in alcune coperte per meglio spostarlo sul pavimento, lo ha sistemato sul poggiolo. Una testimonianza che combacia con le analisi della scena del crimine della polizia scientifica, che hanno svelato anche un altro particolare. L'uomo è stato accoltellato con un fendente non penetrante al collo e alla mano, verosimilmente dopo la sua stessa morte.